Faccio appello al nuovo governo affinché finalmente dia risposta all'esigenza di autonomia del Veneto. Un quinquennio di attesa è veramente un tempo impensabile nella politica dei nostri territori. C'è stato un referendum votato da stragrande maggioranza dei veneti e ad oggi tutti i governi passati hanno disatteso questa volontà. È una volontà popolare che a mio avviso deve essere rispettata. Se pensate che proprio ieri abbiamo ricevuto la notizia che relativamente ai fondi PNRR inerenti alla rigenerazione urbana e riservati ai comuni sotto i 15.000 abitanti, i comuni del nord Italia hanno avuto 0 euro. La proiezione della sostenibilità dei comuni virtuosi, così come siamo definiti noi che riusciamo a gestire bene i nostri comuni, nella proiezione è messa veramente a rischio. Purtroppo in questi 5 anni non abbiamo visto risultati concreti, solo parole, auspici, attese, vane, tanto da rendere quasi fuori dalle aspettative dei nostri concittadini questa importante riforma. Per fare una battuta, Grisignano ha già la propria autonomia per certi versi, considerando che all'Uni del Soco noi facciamo la fiera franca. Al di là di ciò, Grisignano, ma il Vicentino in maniera particolare che detiene questo record, ma vorrei dire il Veneto, si aspetta proprio questa prospettiva. Sono passati 5 anni e speriamo non arriviamo al sesto.